Un carissimo saluto ai corregionali all'estero, all'EFASCE, di cui conosco bene le attività e le iniziative, fin da quando ero Presidente della provincia le ho sempre apprezzate. Un saluto particolare a chi ancora oggi tiene alta la bandiera dell'Italia all'estero, magari le generazioni più giovani. L'Italia è stata un paese che ha visto un'immigrazione fortissima nel recente passato, anche oggi devo essere sincero, ma si è caratterizzata per persone che hanno portato il loro genio, la loro competenza, la professionalità, la dedizione, rendendo onore al nostro paese e costruendo attività imprenditoriali, eccellendo nei vari campi della scienza, dell'arte, dell'impresa. Ecco, questo modello deve essere evidenziato e sottolineato soprattutto alla luce della crisi che ci ha colpito. Una volta ho detto ad un alto rappresentante degli Stati Uniti una cosa, cioè che se avesse puntato un compasso su una cartina geografica della provincia di Pordenone e avesse tracciato un cerchio del raggio di 50 km, all'interno di quel cerchio avrebbe trovato le imprese che hanno costruito il mondo. In realtà è una mezza verità, perché il mondo l'abbiamo costruito qui, ma l'abbiamo costruito anche tramite voi, tramite coloro i quali sono partiti tanti anni fa con tanti sacrifici, ma anche ai loro figli che hanno continuato ad interpretare lo spirito indomito, lo spirito dell'imprenditore, del costruire, del voler fare, del distinguersi che ha connotato gli italiani nel mondo. La speranza è che dopo la pandemia queste relazioni, oltre che virtuali e online, possano portare anche degli intrecci, delle collaborazioni concrete, dirette, magari potendosi incontrare. C'è bisogno, c'è un sistema imprenditoriale che sta funzionando molto bene qui nel nord-est, ci sono esperienze d'eccellenza all'estero che voi interpretate, di cui siete i testimoni, che insieme possono fare la differenza. Quindi vi auguro buon lavoro e vi mando un grande saluto, purtroppo dispiaciuto di non potervi vedere fisicamente.